Al Comunale di Dolo per la 17ª e ultima giornata di andata del campionato allievi regionali Elite si affrontano le formazioni del Dolo in divisa bianca e il Montecchio Maggiore in divisa rossa. I ragazzi di Mister Plumitallo cercano un pronto riscatto dopo il magro bottino delle ultime 4 gare che ha visto un solo punto portare a casa rispetto ai 12 disponibili. L'inizio di gara è promettente per i castellani con i ragazzi appunto di Mister Plumitallo che si affacciano più volte nell'area avversaria sfiorando il gol del vantaggio. Ma come un fulmine a ciel sereno invece arriva il gol del Dolo per l'1-0 con gol di Bobbo che porta avanti appunto i veneziani. Il Montecchio Maggiore non demorde e cerca di ripartire subito e grazie ai gol di Berardi, Soldà, Bedin e Carta ipotecano la vittoria con un perentorio 5-1. Quindi buona la reazione dei ragazzi di Mister Plumitallo che grazie a questa vittoria risalgono in classifica e si attestano solitari al secondo posto in classifica con 35 punti, approfittando dei mezzi passi falsi del Camisano che impatta 2-2 contro la Rocca e lo stesso Campodarsego 2-2 contro la Piovese. Ma invece il Caldiero Terme continua la marcia spedita, vincendo anche in trasferta col Campo San Martino 0-2 e rimanendo solitario in classifica a 42 punti, campione d'inverno. Per quanto riguarda i migliori marcatori del girone, ricordiamo Mattia Buttini dell'Adriese con 16 gol, a 14 gol Preperita Gheorghe del Camisano, a 13 Rubens Canale Paolo appunto della Malo. Per quanto riguarda il prossimo turno, ricordiamo si giocherà il 7 di gennaio e vedrà per quanto riguarda i quartieri alti della classifica il Caldiero Terme fare visita del fanalino di coda Real Grezzana a Lugo, mentre per quanto riguarda il Montecchio Maggiore sarà di scena ad Adria contro l'Adriese, il Campodarsego contro l'Atletico Città di Cerea e il Camisano invece in casa contro l'Este.